Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, riprendiamo con Alpine Creation 2007, siamo al secondo posto ma siamo abbastanza indietro da Benjamin Reich che ragazzi è veramente devastante, non so più cosa fare con Benjamin qua, non porteremo mai a casa la Coppa di Specialità assoluta secondo me, cioè o miglioriamo alla grande, in gigante, e slalom, ma Super G, in discesa non basta, attenzione nevicata potente in Val d'Isère, vai Cume. Dai, devo fare bene in Libra che è la mia specialità principale. Guarda che nevicata Vali Iseriana, proprio in francese puro. Perché io conosco anche il francese puro. Ecco, intanto qua vaneggiano come al solito i telecronisti. Questa è la seconda gara di discesa libera. Yes, yes, yes. A great performance by Kume. Occhio, mamma mia, che rischio, un primo rischio. Sempre the best. Na, 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 na. E siamo secondi in realtà. Quest'anno non ci siamo ragazzi, non ci siamo. Non capisco il perché ma non stiamo sciando al massimo. Mamma che rischio. È una stagione diversa dalle altre, c'è poco da fare. Questo gioco è impossibile, cioè non vincerò mai la generale. Cioè la cosa è un po' troppo ufficiale per i miei gusti. Qua, ecco qua, stanno vaneggiando. Dai Kuma, neanche nella prima libera, ecco qua. World class, simply world class. È che Benjamin non può finire sempre secondo, almeno quarto, quinto, ma non può cadere una volta. Sto merdoso. Vai, vai, Kuma, devi spingere a cannone questa parte finale. Buono. You can, vaffanculo. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Andiamo a finire discesa forse positiva. Anche voglio la seconda vittoria in libera. E la decima. Grandissimo Kuma. Vediamo Reich. Sì, vabbè, però cioè, ho vinto, ma Reich sempre secondo. Cioè, è già la terza comunque di discesa. Cioè, non è possibile, un Reich così è in reale. Oh, slalom a Campiglio, bene. Più di 100 punti, cioè non è umano quest'uomo. Training. Slalom a Campiglio, slalom di casa, proprio per eccellenza per il Cume che ha sciato anni e anni e anni a Campiglio, cioè, soprattutto nel Canalone Miramonti, nella 3-3, quindi mi piacerebbe fare una gara, almeno andare a punti, dai. Vai, Nevischio Campigliano, Campigliese, Campiglietto, vai. Vai che siamo al Canalone Miramonti. Vai Cume. Dai cazzo, vogliamo la prestazione della vita. In un cazzo di slalom. Ho preso massimo un punto o due nella categoria massima, nella Pro League slalom. Niente, dopo le linee di un deficiente. Ecco, sempre così dovrei andare. Niente da fare, già 5 secondi, cioè boh. Ma cosa devo fare per arrivare per qualificarmi? Che Benjamin Reich nello slalom c'è poco da fare. Male, male, male. 10 secondi di ritardo, va bene, dai. 35esimo, niente. Non è possibile, cioè Don Not Parole proprio, il classico Don Not Parole puro. Ecco, adesso lo slalom gigante, qua dobbiamo cercare di far bene. Dai ragazzi, slalom gigante in Val d'Isère per cortesia. Dai, portiamo a casa un buon risultato. Qua è fondamentale. Riuscire a fare tanti punti qua, allora posso ancora sperare in un miracolo. Dai, ecco che questo gigante è veramente duro in Val d'Isère. Dai, come? Ho bisogno delle linee proprio no perfette, de più. Devo far scorrere sti sci. Dai, comendone, dai, comendone.
molto bene. No? No, ma perché sti errori, Dio Christiansen? Sì, vabbè, già 3 secondi, cioè, niente da fare. Adesso devo spingere a cannone. Sì, very precise. Mamma, cosa ho rischiato? Cosa ho rischiato, raga? Siamo riuscito a recuperare qualcosa, ma la vedo abbastanza dura, purtroppo. 4 secondi ho perso ancora. 14esimo, niente. È straordinario il pacco, altro che. Benjamin Reich è quarto, cioè questo guadagna punti in ogni gara, a parte Super G e Libera, non ce la faccio, non cade mai, è una cosa impossibile, cioè un fenomeno dei fenomeni. Vediamo se riusciamo a rosicare qualche posizione. Sì, ecco, è proprio linea ideale, ma vai a cagare, dai, però. Vabbè, non so cosa dire, non so cosa dire. Did you also believe in him after his accident in 2001? I was always sure he'd come back. But for a long time it didn't seem Sarà durissima portare a casa la Coppa Generale, addirittura perdo altre posizioni, evviva! Evviva! E bentornato Top Jesus. Niente, proprio arriverò 18esimo, 19esimo. Devo migliorare no tanto di più. No, sono anche uscito, evviva! Ma disastro totale. Super G Val Gardena, vediamo già i punti di distacco. Quarto posto, sì. Ciao ragazzi. Più di 300 punti. Non so cosa dire, fioi. Cioè, non è possibile che comunque, cioè, loro non sbagliano mai. Cioè, boh, non lo so, cazzo devo fare. Dai, in Val Gardena, Super G. Dai, siamo in cara, cerchiamo di fare un bel risultato. Vai. Almeno nelle discipline veloci cerchiamo di fare tanti punti. Anche se la vedo proprio impossibile, perché c'è uno che arriva, che quando va male arriva terzo, c'è Reich, mi sembra un po' stracciatella sinceramente. Dai, come donne, questo tramonto valgardeniano. Buono. Poi devo cercare di salire di livello anche con di abilità con lo slalom e sperare anche il primo settore, vediamo, deve essere il primo, penso sto sciando perfettamente per il momento. Cioè non siamo primi ragazzi, non siamo primi. Bah. Stagione un po' così quest'anno, peggio dell'anno scorso purtroppo. Siamo arrivati secondi, quest'anno rischiamo di non arrivare neanche secondi, Il sogno di diventare campione del mondo finora è solo un sogno, purtroppo. Gioco più difficile della storia dei videogiochi, figlio. Dai. E andiamo a chiudere, vediamo se il secondo settore sono riuscito a recuperare, a portare a casa la vittoria. Dai. No, primi, però ne mancano ancora parecchi. Reich davanti a me. Ma dai, no, non ci credo. No, non è umano, ripeto, non è umano. Reich vince tutte le gare. Va bene. Ora, Giant Slalom. Tutte le vince. Dio Christiansen. Non è possibile.
Next round in the pros giant slalom. No, ho sbagliato. Good rank today is Ho sbagliato, ho fatto la... best in the end. No, ho fatto la prova, dai, fuori dei coglioni, dai. Vai Kume. The next one is an Italian. In Italia. E Rai che è sempre davanti al Kume in tutti i modi. Bello. Niente, proprio anche lo slalom gigante non è roba per il Kume per il momento, eh. Vai, i cani che abbaiano. No, caduta come indiane, siamo fuori. No, guarda. Non ho parole, ragazzi, non ho parole. Cioè, malissimo, malissimo. Peggio dell'anno scorso di tanto anche, peggio dell'anno scorso di tanto. A questo punto, ragazzi, chiudiamo qua, visto che ho registrato 2 video. Ho registrato 2 video, il video prima e questo qua. A questo punto andiamo a chiudere perché forse mi sono rincoglionito più del dovuto. Quinto posto, disastro puro, ragazzi, disastro puro per il Commendone veneziano, che dopo il meraviglioso secondo posto dell'anno scorso, quest'anno può puntare alla vittoria della Coppa Generale, ma invece, ragazzi, anche per quest'anno solo e solo delusioni. Raga, un saluto dal Commendone veneziano. Ciao, affanculo. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.